essere. Il bottino che supera i 150.000 euro. Resta in carcere il 23enne arrestato con l'accusa di essere il piromane di via Pinelli. Oggi l'udienza di convalida davanti al GIP. Il ragazzo ha ammesso le proprie responsabilità per 2 episodi ed ha chiesto scusa. 3 gravi incidenti nella notte tra Macerata e Dormelle, 5 giovani rimasti feriti, il più grave un 21enne di Oderzo e nel Padovano ferito un 26enne di Treviso nello schianto nel quale è morto un giovane calciatore. Un'altra casa d'appuntamenti dove giovani cinesi venivano costrette alla prostituzione scoperta a Castelfranco. Forza Italia contro il decreto dignità del governo, manifestazione con gazebo in piazza anche a Treviso, gli azzurri, è un provvedimento che danneggia le imprese. Lotta contro il cancro, oltre 4.000 donne hanno partecipato ieri sera alla prima notte rosa di Oderzo, corsa non competitiva per l'acquisto di un ecografo da donare alla LIRT. Un oggetto, una storia, questa sera nell'appuntamento con gli oggetti della Grande Guerra vediamo i calamai con i quali sono stati firmati i dispacci dopo la ritirata di Caporetto. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri notiziari. L'avete sentito dai titoli: colpo grosso a Casier, presa di mira dai ladri, un'azienda che si occupa di macchine per la ristorazione, ingente il bottino, oltre 150.000 euro. Sentiamo. Ecco, dovremmo vedere il servizio. Sono entrati da questo portone sul retro e una volta dentro il capannone hanno agito indisturbati, mettendo a segno un furto pesantissimo ai danni della GGF, azienda di Casier leader nella produzione di macchinari per la ristorazione. Per la precisione sono sparite ben 227 macchine, tra forni elettrici e impastatrici per pizzerie, per un valore totale di 150.000 euro. Bottino ingente e voluminoso, tanto che i ladri devono aver utilizzato addirittura un camion rimorchio per caricare tutta la refurtiva. Il maxi furto nella scorsa notte in questo capannone di via Tarantelli a Casier, che l'azienda sta finendo di ultimare per ampliare la propria attività e dove è in programma di trasferire la produzione entro fine anno. Nel frattempo, in una parte dello stabile adibita provvisoriamente a magazzino, erano stati depositati macchinari finiti, molti dei quali già venduti e pronti per la consegna. E forse proprio i lavori in corso all'interno dell'edificio sono stati fatali. I ladri, infatti, probabilmente grazie ad un complice, sono potuti entrare senza dover scassinare cancello e portone, ma semplicemente usando le chiavi, lasciate poi a terra al termine del colpo. Circostanze che dovranno essere chiarite dall'indagine in corso in capo ai carabinieri. Non ho parole per descrivere quanto è accaduto, ha detto uno di 4 soci proprietari della GGF. Anche perché ci è capitato tra capo e collo in questa fase per noi delicata, con i lavori per il nuovo capannone ed il trasferimento della produzione in programma a breve. La speranza è che i ladri, se da un lato avvantaggiati dal silenzio del sistema d'allarme, evidentemente non ancora operativo a causa dei lavori, siano incappati in una delle numerose telecamere di sorveglianza presenti nelle aziende vicine, lasciando tracce utili per individuare il prezioso e ingombrante carico. Forni e impastatrici che, ipotizza uno dei titolari, andranno a impastare e a cuocere pizze in qualche paese dell'est Europa, dal momento che nel mercato italiano risultano quasi impossibili da piazzare. Ancora cronaca dal tribunale perché resta in carcere il 23enne arrestato con l'accusa di essere il piromane di via Pinelli. Oggi l'udienza di convalida davanti al GIP. Ci aggiorna sui dettagli al telefono da Treviso Lina Paronetto. Buonasera Lina. Buonasera Marta, sì, come annunciavi la decisione del GIP di Treviso, cioè Luigi Zuliani, è arrivata nel pomeriggio. Rimane dunque in carcere Daniele Martorana, il 23enne accusato di essere il piromane di via Pinelli a Treviso. Il suo difensore, l'avvocato coneglianese Benedetta Colerone Russo, aveva chiesto per il giovane il ricovero in una struttura di cura, producendo tra l'altro la documentazione medica che conferma come il ragazzo sia da tempo proprio in cura neuropsichiatrica per i suoi disturbi, a cominciare da quelli legati all'alimentazione, ma il giudice ha deciso diversamente. Il 23enne nel corso dell'interrogatorio di convalida
ha ammesso le sue responsabilità relativamente all'incendio delle 2 auto dell'altra notte, in seguito al quale è stato poi arrestato dalla polizia, chiedendo scusa tra l'altro per il suo gesto. La volontà di incendiare le 2 auto in sosta sarebbe nata, così ha riferito Martorana, dal fatto di essere malvisto dai vicini, verso i quali si sarebbe quindi vendicato in questo modo. Nessun accenno al fatto, all'eventualità di aver avuto dei complici, un'ipotesi questa che è spuntata nelle ultime ore. Per i fatti contestati il 23enne ha sostenuto di aver agito da solo, e quanto ai precedenti episodi saranno le forze dell'ordine naturalmente a dover verificare il coinvolgimento e quindi le responsabilità di altri soggetti in questi fatti di cui si è molto parlato in queste settimane, in questi mesi, perché sappiamo che c'è stato davvero un intero quartiere che ha avuto le notti sconquassate e movimentate da questi incendi, e ci sono diversi episodi, quasi una decina insomma, di automobili date alle fiamme con gravissimi danni. Per ora da Treviso è tutto e ti restituisco la linea. Grazie Rina Paronetto, noi proseguiamo con la cronaca, perché anche un giovane trevigiano, 26 anni, è rimasto coinvolto nel gravissimo incidente stradale che si è verificato la scorsa notte alle 4 lungo la regionale 516 a Ponte Longo nel Padovano, incidente nel quale ha perso la vita un 27enne di Arzer Grande, calciatore del Candiana. L'auto del giovane padovano è finita contro un mezzo, un camion che trasportava medicinali ed era condotto da un autotrasportatore trevigiano di 26 anni, mezzo che è finito nel fossato. Purtroppo il calciatore, abbiamo detto, non ce l'ha fatta, è deceduto. L'autotrasportatore trevigiano è stato trasportato all'ospedale di Piove di Sacco, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. E la scorsa notte è stata caratterizzata anche da una lunga serie di incidenti stradali in provincia di Treviso, nel quale sono rimaste ferite 5 persone, tutti giovani. Sentiamo. È di 5 feriti il bilancio di 3 incidenti avvenuti tra la notte e le prime ore del mattino di oggi tra Ormelle e Maserata sul Piave. Il sinistro più grave è proprio a Ormelle alle 4 lungo la provinciale via Roma, dove l'auto su cui viaggiavano 3 giovani è finita fuori strada. Drammatico il bilancio: nella macchina distrutta nell'impatto è rimasto gravemente ferito un 21enne di Oderzo, immediatamente soccorso e trasportato in ospedale in prognosi riservata, meno gravi gli altri occupanti della vettura. Paura alle 3:15 a Maserata in via Castella per le sorti di un 41enne del posto che in moto si è scontrato con un'auto, se l'è cavata con traumi di media gravità. Alle 6, sempre a Maserata in via Aquileia, un altro automobilista è rimasto ferito uscendo di strada. La macchina, una Fiat Punto, è andata a infilarsi nel profondo fossato ribaltandosi contro una spalletta di cemento. Una dinamica che ha fatto temere il peggio, ma le condizioni del conducente non sono state giudicate gravi dagli operatori del SUEM 118. Sul posto anche i vigili del fuoco. Scivola su un sentiero a Semonso del Grappa, 80enne di Bassano salvato con l'elicottero. Era partito stamattina per una camminata lungo il sentiero 100 che da Romano de Zelino sale attraverso la Valle Santa Felicita fino al Grappa. Una bella ed impegnativa escursione che ha rischiato di trasformarsi in tragedia per un 80enne di Bassano. In un tratto scosceso nel territorio di Semonso, l'anziano, che camminava da solo, ha perso l'equilibrio, precipitando per diversi metri in una scarpata. La fortuna ha voluto che altri escursionisti impegnati in una camminata su un altro sentiero sentissero i lamenti e le richieste d'aiuto dell'uomo. Così sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto sono giunti gli uomini del SUEM 118 e del soccorso alpino di Crespano del Grappa con l'elicottero. L'anziano è stato raggiunto, recuperato con il verricello e trasportato all'ospedale di Treviso. Ha riportato diversi traumi, ma le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. La politica ora a gazebo con comizio informativo contro il decreto dignità, oggi in centro a Treviso, voluto dai giovani di Forza Italia. È stato uno dei 7 presidi organizzati nei capoluoghi del Veneto. Sentiamo. È importante che manifestiamo questa giornata
perché credo che questa vada a penalizzare assolutamente le nostre imprese. Anche i giovani trevigiani di Forza Italia sono scesi in piazza oggi contro il decreto dignità proposto dal governo. Per gli azzurri una vera calamità per l'occupazione, soprattutto nelle piccole aziende, dove prima di assumere a tempo indeterminato si fanno i conti con clienti e commesse lavorative. Gli artigiani dicono, come dicono tutti gli imprenditori, che bisogna dare la possibilità, come fanno gli altri paesi europei, di fare impresa. Devi dare un shock fiscale, far sì che le imprese abbiano il lavoro e non ha importanza la questione dei contratti, ma vedrai che saranno gli imprenditori che assumano al posto di uno anche 3 dipendenti. Dai banchi la maggioranza ribatte che nel decreto non c'è solo il lavoro, che comunque non può continuare ad essere precario. Che dopo 24 mesi un'azienda sappia perfettamente se quella persona è valida o se non è valida, quindi è un falso problema. Tra l'altro in Europa quasi tutti i paesi hanno al massimo 24 mesi come contratto a tempo determinato, la Francia addirittura ne ha 18 e le proroghe sono al massimo 3 in Francia, quindi siamo semplicemente in linea adesso con gli altri paesi. Diversa la visione di Forza Italia, per la quale più che limitare bisogna liberalizzare il lavoro, partendo da un ritorno ragionato dei voucher. Credo che sia assolutamente importante sia per il settore agricolo, per il settore turistico, ma anche per i piccoli artigiani, però in maniera seria, dando la possibilità a chi che li usa di poterli usare velocemente e a chi ne usufruisce poterli usufruire in maniera corretta. E continuiamo a parlare di lavoro tornando sul caso dei ragazzini cinesi, ne abbiamo parlato nel corso del telegiornale di ieri sera, ragazzini cinesi costretti a lavorare in un capannone ad Asolo, episodi inaccettabili nel 2018 secondo la CGIL che invoca un potenziamento dei controlli. Apre uno squarcio sulla realtà che deve far riflettere. Secondo il sindacato, la scoperta in un laboratorio cinese della zona industriale di Casella d'Asolo di 4 ragazzini di 12 e 13 anni costretti a lavorare come degli adulti. Nel capannone temperature torride, portoni spalancati per far passare un po' d'aria senza nessun timore di venire scoperti. E invece sono state proprio le segnalazioni arrivate dalle ditte vicine a far venire a galla lo sfruttamento, costato una denuncia ai titolari, una sanzione da 35.000 euro e la sospensione dell'attività. Penso che rispetto anche a una ripresa economica che a volte comporta anche elementi di irregolarità, sia necessario anche riflettere su un rafforzamento dell'organico degli ispettori, in particolare del Ministero del Lavoro da questo punto di vista. Perché non è possibile accettare nel 2018 in una provincia dove stiamo commentando proprio in questi giorni anche una ripresa che si sta facendo più forte, situazioni di questo tipo. Unico svago per i ragazzini era un tablet su cui guardare ogni tanto i cartoni animati, 7 in tutto i lavoratori nero scoperti. Quando c'è un'irregolarità normalmente noi conosciamo ce n'è sempre un'altra di fianco, la legalità deve essere stabilita a 360 gradi e quindi bisogna essere da questo punto di vista decisi ed è per quello che non dobbiamo solo intervenire sulle situazioni più eclatanti ma anche su tutto quel grigio che non è così evidente ma rischia di portare a ribasso tra l'altro non solo le condizioni delle persone ma anche la concorrenza, perché è sempre bene ricordare che chi non rispetta le regole fa concorrenza sleale a chi le rispetta. Ancora cronaca con il secondo appartamento a luci rosse scoperto dai carabinieri in meno di un mese a Castelfranco. A prostituirsi ancora delle donne cinesi senza permesso di soggiorno. Ancora un appartamento a luci rosse gestito da cinesi scoperto dai carabinieri a Castelfranco Veneto dopo la denuncia meno di un mese fa di una maîtresse cinese che a Borgo Pieve sfruttava 2 connazionali trentenni clandestine in Italia, consentendo a impiegati, operai e professionisti di usufruire delle loro prestazioni durante la pausa pranzo. I militari dell'Arma hanno scoperto un'identica situazione nella zona di Borgo Padova, dove un altro cittadino cinese di 37 anni residente nel milanese aveva affittato da circa un mese un appartamento in cui faceva prostituire 2 donne di 41 e 45 anni irregolari in Italia. Lui è stato denunciato per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le 2 connazionali saranno invece rimpatriate. Sempre a Borgo Padova ad aprile era stato chiuso un centro benessere cinese in cui le ragazze andavano ben oltre i massaggi.
In provincia ora nel Coneglianese, dove vengono inflitte delle sanzioni, delle multe ai viticoltori che non rispettano le norme e i tempi sui trattamenti tra i filari, ed intanto proprio a Conegliano riparte la proposta di un referendum per l'abolizione dei pesticidi in agricoltura su tutta l'area. Sentiamo. Inizierà a settembre a Conegliano la raccolta delle 2500 firme per l'istituzione del primo referendum comunale consultivo del Veneto sull'abolizione dei pesticidi in agricoltura. Lo promuovono le associazioni che da tempo si battono contro l'utilizzo dei fitofarmaci tra i vigneti. Giovedì sera l'Assemblea di Naorsi ha riportato il tema dell'espansione delle coltivazioni di prosecco e le inevitabili ricadute su ambiente e popolazione. L'allarme è stato espresso dagli apicoltori che quest'anno vedranno sostanzialmente azzerata la produzione a causa della forte moria negli alveari. I cittadini preoccupati dunque, ma anche arrabbiati per quanti non rispettano le norme di polizia rurale stabiliti dai comuni dove si produce il prosecco superiore. Denunce e segnalazioni in una sorta di guerra tra residenti e produttori. Prosecco e fitofarmaci, l'eterna guerra. Ma non è una guerra, io penso che il nostro territorio abbia fatto già moltissimo negli ultimi anni, al di là di quelle che erano le leggi nazionali ed internazionali. Abbiamo fatto il nuovo regolamento di polizia rurale con i 15 comuni della DOCG, portandoci veramente a un punto di eccellenza da questo punto di vista. Decine in pochi mesi le multe relative a questo regolamento che viene fatto rispettare da una vera e propria squadra speciale. Sono vigili urbani che sono formati dalla US e dagli altri enti competenti, per cui persone formate che non vanno a disturbare chi lavora ma tutelano chi invece pensa di dover essere tutelato. Tra i casi scoperti quello di San Pietro di Feletto, dove il viticoltore ha pensato bene di trattare, mentre la scuola a confine col vigneto aveva i ragazzi in aula e le finestre aperte. Una situazione che a lungo andare diventerà esplosiva secondo le associazioni ambientaliste, che chiedono ai sindaci di rivedere le autorizzazioni su distanze e filari, obbligando le nuove piantumazioni a spazi maggiori da abitazioni ed edifici pubblici. Anche Conegliano sta facendo queste valutazioni, anche se i problemi da noi sono inferiori a quelli di altre realtà. E torniamo ora in centro storico a Treviso per parlare di degrado. È di ieri il taglio della vegetazione nella siepe davanti all'ex caserma Serena, nell'Aiola Spartitraffico, che ha diviso i cittadini tra favorevoli e contrari. Ed oggi il vice sindaco De Checchi rilancia. Il provvedimento interesserà presto anche Porta Altinia. Sentiamo. Nemmeno il tempo di smaltire le ramaglie, i rifiuti e le carcasse di biciclette, risultato della pulizia dello spartitraffico davanti alla caserma Serena, che Casuganda già pensa ad un altro intervento antispaccio, questa volta ai giardinetti di Porta Altinia. Non è accettabile che all'interno della città, nei suoi quartieri, nel centro storico, vi possano essere delle aree che per qualche motivo siano indipendenti o dove tutto sia consentito. Quindi, come avevano già suggerito ai nostri microfoni i residenti, primo tra tutti Giacomino, lo storico gestore dell'incontro, più che spostare le fioriere vanno gestiti e, se occorre, eliminati alberi e cespugli, non solo nel giardinetto ma anche lungo la riva del canale Fuorimura. Qui è tema di rendere la città sicura, la città decorosa. Decorosa ma anche accessibile, secondo il vice sindaco, che con i commercianti sta valutando quella che è già stata ribattezzata la rivoluzione delle zone a traffico limitato, e qui inevitabile l'attacco all'ex giunta Manildo. Ho letto e sentito che qualcuno ha detto che noi siamo contrari alla pedonalizzazione. Non è vero, noi siamo contrari ai divieti buttati lì senza né capo né coda. Prima si inizia a farla rendere attrattiva e dopo allora possiamo pensare a qualche divieto, ma non si parte dalla coda, perché partendo dalla coda l'unico obiettivo che si raggiunge è non avere il pedone, non avere il veicolo e avere una città deserta. Per De Checchi la strada giusta passa per i pannelli informativi e il traffico limitato solo in giorni e in ore stabilite, con residenti ma soprattutto commercianti. Immagino che ad esempio come sperimentazione partiremo nel breve con il ponte San Francesco, potendo immaginare che durante la settimana la ZTL sia aperta e nel fine settimana la ZTL sia chiusa. Per questo è già allo studio un nuovo piano parcheggi per Piazzetta Dolfini e San Vito, mentre per Piazza Rinaldi il ritorno degli stalli pare molto più lungo e soprattutto difficoltoso. Ora linea alla regia per la pubblicità, tra poco.
Rieccoci in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri notiziari. Proseguiamo ora con la segnalazione di un nostro telespettatore che qualche giorno fa si è recato assieme al figlio al cartodromo vicino alla dogana. Guardate che cosa hanno trovato. Potremmo definirlo il parcheggio dimenticato di Treviso. È quello per i camion che aspettano di passare per la dogana con soste come oggi che durano un intero fine settimana. Vicino c'è anche un cartodromo, da dove indirettamente ci è arrivata la segnalazione, che si commenta da sola guardando queste immagini. Rifiuti anche organici a cielo aperto, erba alta, residui di biciclette rubate e abbandonate lungo la linea ferrata mai utilizzata, staccionata di separazione con lo sfrecciare dei treni sfondate in un punto. E per chi accusa i camionisti, ecco il televisore da 28 pollici, certamente scaricato qui da qualcuno che ha trovato chiuso il vicino CERD. E per chi poi ha più fegato ci sono anche i bagni per i camionisti, o meglio il bagno perché metà della struttura è chiusa e l'altra, come si vede, non è certo in buone condizioni. Giunture che perdono costantemente acqua, sciacquoni rotti, rubinetti chiusi o addirittura inesistenti, e ancora porte mancanti, prese elettriche penzolanti, neon cadenti. Quanto basta, conclude il nostro informatore, per segnalare la situazione ad Antena 3, sperando che qualcuno, leggi Sindaco Conte, intervenga al più presto per il bene dei cittadini, ma anche dei poveri camionisti che qui ci devono comunque entrare. Lotta contro il cancro, oltre 4.000 donne hanno partecipato ieri sera alla prima Notte Rosa di Oderzo, corsa non competitiva con l'obiettivo di acquistare un ecografo da donare alla Lilt. Vediamo. Incredibile per questa prima edizione, più di 4.000 donne hanno aderito, brave, complimenti, fatevi un applauso che ve la meritate, bravissime! 4.000 magliette rosa per colorare la notte di Oderzo, un fiume di donne che sono scese in strada nella lotta contro il cancro. Nonne, mamme, bambine, dalla più anziana, la 90enne mamma della sindaca Maria Scardellato, alla più piccina, Giulia, 15 mesi, in braccio alla mamma. È stata un successo l'edizione inaugurale della Notte Rosa. 4.080 donne provenienti da tutto il nord-est hanno animato la corsa non competitiva e organizzata dall'Atletica Tre Comuni e dalla delegazione di Oderzo della Lilt in collaborazione con l'amministrazione comunale. Testimonial la karateka campionessa del mondo Sara Cardin, che si sta allenando in vista delle Olimpiadi di Tokyo. L'obiettivo della corsa era una raccolta di fondi per l'acquisto di un ecografo di ultima generazione da utilizzare per la prevenzione dei tumori al seno, e l'evento ha tenuto fede alle speranze degli organizzatori, garantendo emozione e divertimento, ma diventando anche una grande occasione di solidarietà. Partenza alle 20 da via Garibaldi e arrivo nella scenografica Piazza Grande, dove è proseguita la festa delle oltre 4.000 donne partecipanti. Come ogni sabato ora è il momento dedicato alla rubrica dei vostri oggetti legati alla Grande Guerra, e allora andiamo a Villorba per conoscere la storia dei calamai, della disfatta. Quando c'è stata la ritirata di Caporetto, da queste penne, da questo inchiostro che loro contenevano, è stato scritto l'ordine ritirata repentina dalla Tofana e dalla Bainsizza. È una storia di umiliazione, violenza e morte, quella che accomuna questi due calamai. Oggetti semplici quanto esclusivi del corredo assegnato agli ufficiali del Regio Esercito Italiano, ma soprattutto oggetti che raccontano due luoghi distanti tra di loro, quanto vicini nel momento più buio della Grande Guerra, la ritirata di Caporetto. Ecco perché sono i calamai della disfatta, abbandonati dai comandanti nel ripiegamento verso il Piave. Sono italiani, sono i due gemelli, io li chiamo, perché questi ritenevano i comandi di compagnia o di battaglione per scrivere i messaggi da inviare alle truppe combattenti proprio in prima linea. Quanti dispacci vergati da questi pennini originali con inchiostro di questi calamai. Comunicazioni tecniche, ma anche ordini tremendi come gli assalti all'Arma Bianca o le decimazioni ordinate dal capo di Stato Maggiore per sedare le ribellioni in trincea. Oggetti che fin dai dettagli ci raccontano come gli italiani non potessero competere con l'organizzazione logistica del nemico. Una differenza che si nota anche in queste piccole cose. Questo austriaco che è firmato, addirittura è scritto Vienna. Non un calamaio qualsiasi, ma stampato con delle scanalature predisposte per non dover tenere il pennino costantemente nell'inchiostro. Decisamente diverso da quello italiano, molto più spartano e con molte imperfezioni che lo rendono differente l'uno dall'altro.
E allora anche qui si capisce quanto la forza d'animo degli italiani abbia fatto la differenza nella Grande Guerra. Capacità di colmare l'arretratezza tecnologica, ma anche l'insensatezza di molte scelte dei vertici militari sconfitti con quella tragica ritirata, ma anche forza d'animo che ancora oggi ricordiamo citando la linea del Piave. Oggetti di ieri che possono insegnare ancora qualcosa oggi. Dunque anche noi italiani ci dobbiamo raggruppare con i tempi che corrono e essere uniti e fare forza assieme, non fare tutte queste baruffe che si fa politicamente, eccetera. Se siamo più uniti, siamo veramente forti. Ed era questo l'ultimo servizio, io vi ringrazio per essere stati con noi, come sempre in chiusura un'occhiata al meteo per la giornata di domani, domenica. Arrivederci. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Sarà una domenica instabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio del 22 luglio. Sul Veneto ampio soleggiamento ovunque al mattino, ma dal pomeriggio il tempo peggiorerà con qualche temporale che dai monti potrà sconfinare fin verso le pianure e potrà essere localmente anche di moderata intensità durante la nottata. Temperature minime tra 15 e 21 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 26 e 31 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità anche sulla nostra regione, il tempo sarà in prevalenza asciutto e stabile, con ampio soleggiamento, specie al mattino. Poi col passare delle ore peggiorerà con rovesci sparsi ma frequenti un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 28 e 30 gradi circa. Infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Al mattino qualche pioggia solamente sui confini alpini, ampio soleggiamento invece altrove, col passare delle ore acquazzoni un po' su tutta la nostra regione, localmente anche di moderata intensità. Temperature minime sui 15 gradi, valori massimi compresi invece tra 27 e 30 gradi circa. Per ora è tutto, un saluto dal meteo di Antenna 3. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero.